Che ha fatto oggi? Dimmi che ha fatto oggi? Si bello, si biondo, si chiauto, sì, ma sì, statuale, non ti muovi, sì, inghiaiato. Io invece è seminato. Ho biscrivini, ticchi-tacchi e ho incontrato quella là che presenta l'isola dei famosi, la signora Di Blasi. Vabbè, dillo, che siamo agli avverbi di luogo, ha importanza. Said, facci una chiamata schipe a Hillary Blasi. A te che ti combino io ora. Da come agganciamo ora? Senti, servire quei Jonathan. Ma risponde. Dopo. Vabbè, pronto? Ciao, bello di casa! Siccome fai ciao. si chiama a parlare, cauca chiusa. No, che Ma per sei tu, per davvero? Ma certo, che vuoi che sia? Ma come ti permetti? Vuoi la prova? Non ho capito, Ma sono Ilari. vedi, mi sta votando cabana da banna, ma rezzavo, Sì, vedete che pare un capitone paro. È l'effetto che faccio io. Che Ma vuoi che- sei proprio sicura che sei tu? Ancora, vuoi la prova? Non ho capito, cosa vuoi da me? Non ti devi offendere, noi a cercare a Catania, Ricci, Chino, camminiamo con la prova, accattiamo moloni, tippiti che c'eravamo la prova. Il tippite, Quindi il melone sta a tippite come Hillary sta L'isola dei famosi liberi di sognare, quello. toppasti. Come Hillary sta a Totti. A Totti. Un netto marito, un netto, Aspetta che fammelo troviamo. vedere. Ah, Francesco, vieni qua un attimo. Sogno bagno! Ah? Mo magno, se sta a fare una certa, in Giusto. padella c'ha il pesce uovo, perciò... Chiave? No, c'ha l'uovo da carbonara. A Ah, Roma lo- mica si fa. La carbonara. Ma qua chiare, prima vedere cammello poi comprare. Vuoi Sì. far venire a Totti o no? Francesca, fai dopo, vieni qua un attimo, per Un favore. vediamo. Un 3, No. 4, Oh, è cinque. arrivato. ciao paparetto! Ciao, me frate! Ah? Roma Prati, il Roma quartiere. Ci tiene, per essere sincero, che te vuoi di dove siamo noi? Senti, perché è un cugino che si chiama Angelino? Arazio. Come? Da Lazio. Dice Ah. il cugino è da Lazio. Certo, ti fa Capita. fare, perciò si scusa. Vabbè, andiamo a sodo. Parliamo Hillary. della cifra, te va bene quella che ti ho mandato? Sa tagliare, se tu vuoi fare sto programma, a tagliare, a tagliare la cifra. sa Sì, tagliare. sì, sì, a casa Dotti in comandi tu, la cifra è quella e non si passa niente. Paparetta, mi dispiace, o tagli o non si fa. Taglia, taglia. Ah? Maglia, mi sta a ricordare che ti vuol dare la maglia, maglia. generoso. No, facci la te, sono cose personali, non ne voglio. Va bene, Fai una comunque- cosa, pensici, poi mi fai sapere, mi fai una chiamata schipa e ne sentiamo, va bene? Va bene, parlo con la gente e ti faccio sapere. No, blocchi, tu, non lo deve sapere nessuno, quali gente, non ne devi parlare con nessuno. Col manager, quello che ti fa consulenze artistiche, mamma mia, cioè veramente. Con Minacimond Quello là. si chiama quello là. Va bene, ci vai, sentiamo. mi fai sapere. Va bene, grazie, ciao. Ti saluto. Ciao paparetto! Ciao, me frate! Chiudere. Ciao. Tu sai chi è? Chi no? Iddo, di essere Iddo. Perché come fa ballare da palla, vedi, di da maniera? Io è Idda che a me non mi convince. Perché squaccia di tu? Lo sapevo io. Ha ribattuto, sì. Casa è l'ultima. A Napoli ho 10 figli che si chiamano tutti quanti Gennarino. Scusa, e come fai a distinguerli? Li chiamo tutti per cognome. Casa è l'ultima. Centralino insieme, buonasera Tica. Salve, buonasera, cercavo Jonathan. Sa? Perché io sono sua cugina, Stephanie. Sa? Faccio la parrucchiera se le può servire comunque, sa Sì. com'è. Michael, la mamma, ma porti una seggia perché sta andando frattempo. Sì, è che sono in doccia attesa, mi scusi. Ho bisogno di parlare con Jonathan, è una cosa importante, me lo passa? Pronto? Attende in attesa. Attendi in attesa. Come è vero, gliel'ho detto io che sono in attesa, va bene. Ai! Dire che se mi fa sgravaricare ammazzo le coppa, eh? Che devo fare per te trovare? Io senza te non posso stare. Grazie, pubblico meraviglioso.
Come dicono in America, welcome to Don't Worry News, in Italia non ti preoccupare news, in Sicilia fottitini news. Il TG siciliano con la risata a portata di mano. Parliamo di matrimonio. Vi ricordate la canzone C'è la luna a mezzo mare, mamma mia me maritare, are, are, are. Figlia mia cute dare, mamma mia pensaci tu. E poi c'è la mossa. Purtroppo la canzone aveva un problema. Nessuno andava bene alla madre perché se a lui ci acchiappava la fantasia, ci consumava la figlia. Se ci dava l'ortolano, che cosa ci poteva dare l'ortolano? Un citrone. Il muratore, a cazzola. Il macellaio, il dovà, il dovene e a sasizza a manotene. E o pasticcere, dai, l'avete capito pure voi, o cannolo. Insomma, chiunque pensava faceva danno. Una volta. Adesso in Sicilia non si vuole sposare più nessuno. Sarà colpa della crisi o della pandemia il matrimonio. Ma per te sì. Pensate che a Custonaci, ridente paesino, è vero, della provincia di Trapani, famoso per l'esportazione di marmo pregiato, un imprenditore ha offerto 200.000 euro a chi avrà i giusti requisiti per sposare la figlia. Mizzica! 200.000 euro! Deve essere siciliano, di buona famiglia e almeno diplomato. Ma la cosa incredibile è che dopo 2 settimane ancora non si è presentato nessuno. Ma com'è possibile? Ah, certo, che i picciotti che sono cretini che si maritano e perdono il reddito di cittadinanza. Ciccio! Vi ricordo che a Fottitini News ogni riferimento a persone, luoghi o fatti realmente accaduti è frutto di fantasia. Quindi, dal vostro Robert De Niro è tutto. Alla prossima! Signore e signori, stiamo per assistere all'incontro del secolo. Jonathan Bilboa contro Zavvo Iago. Arbitro del match, Angelino Cipolla. Oh, polizia sono posto da stasera, polizia. Ammazzalo. Fuori, levati perché... Ho detto, fuori i secondi. E dammo tempo, no? Cosa ma dice, Ma vuoi, ma mi fa fare? Che spezzo in due! Io scippo il cuore e mi mangio per pane. E se non ci credi, non ne sai che devi acceccare a venire a casa, ti vengo a città. Guarda, la cosa che registri prima è ancora vale da dove essere Allora, non contiamo un po' come recaccai, perché... Oh, mi raccomando, ma scattici in prima, Scattici in prima, Oh, scattici in prima! Ah, sì, ci scatto in prima, vado, Vai. senza vedere, Vai, scattici in prima, ma che fatta così? Ma tu registro che è un negozio di beneficenza, per dire? Arbitro! L'ho capito, ma che fai? Non vedi che per dire, non fischi il fallo, che è fallo di mano questo? Che pesto! Aracino! Pigiatura dell'uva, fase essenziale della vendemmia. Smennichevolo! Tutto male! Andiamo a destra, mettici per! Capisti? Arrecagli danno fisico. Ma signore, ma allora lei copri? Princere, verbo che indica l'atto di indurre qualcuno a compiere un gesto. Oh, tu scattici in prima, però. Scatto Scattici prima. in Non è prima. facile, Ma in prima, Ci vado, Ma non è giusto così però, mi facessi scattare una sassanga un'altra volta! Come dite voi? Scattici in prima, non fare respirare a Catania di dopo Sì, zio. ma non così, ma io c'hai la teoria debole, tu vai a vedere, si riesce a futuro completamente, non c'è ma chi dai? Signora, suo figlio così zavvagisci, no? E lei che lo istiga alla violenza! Lei lo princhie. Oh, non fa male! Non fa male! Non fa male! No! E abbacci tu, ma perché mi sta contando? Tu non essere nudo, tu essere pagliazzo! Strofinaccio, oggetto di uso domestico utile per le pulizie. Mi lava No, Leda, non mi tiene. No, tu mi potevi dire tutto. Talimi, se faranno così. Tu a me mi potevi dire tutto cose mie, che era porta io. Levati che stai facendo. Che era porta io, ma è mia che sogno pagliazzo non mi la. Saluta Toma, salutela. Io non ti salutare mai. Sta lì. No!
Dai che te lo... Va, a lui! Va, alla rovescia io, punta, tu devi che fare. Vai, no, quello che ci cicchi. Ma chi? Mi faccio scrivere da Russia per venire che stai nicchiato un terra, cretino! Secco bestia d'Europa! È palese la presenza del patrimonio genetico del padre. Io ci volessi dire solo una cosa per dire a mia moglie che è la... Necessito di dire No, una no, cosa. scusi mia signorina, ce lo dico in italiano io, grazie, che ce lo faccio. Ci volevo dire una cosa a mia moglie Jennifer, che è a casa. Jennifer, arrivo scaldabagno e cadice la pasta, non sei eroino, Ascolta, che c'è, no? No. Sarei no? Allora chi è? Mi stai a mangiare. Vamos! Non me lo guarda, dai la roscia, donna di la roscia! Il cibo, ricco di ingredienti e peculiarità, ma ne parliamo con lo chef Pippo Sipappa. Sì, grazie, intanto buongiorno. Sì, in effetti è vero, una peculiarità di questa città è proprio il maialino al nero d'avola, ubriaco al nero d'avola. Allora, come preparare un maialino? Intanto ci vuole il maialino. Lo spiega. Intanto bisogna prendere il maialino perché è la prima cosa essenziale. Una volta che prendiamo il maialino dobbiamo farlo ubriacare. Ma come lo possiamo fare ubriacare? Come? Gli diciamo, maialino, oggi è il tuo compleanno, brindisi, auguri, cin cin maialino. Quando il maialino è completamente ubriaco, noi che facciamo? Gli diciamo, vieni qua, ci facciamo un bel giro in macchina, allora apriamo il forno, lui sarà convinto che questa è la portiera della macchina, sali maialino, per lui sale, che chiudiamo, 180 gradi per un'ora e il gioco è fatto. Un'ora circa e il nostro maialino sarà pronto. Svegliati, aiutami! Quando muori poi ti riposi! Chi camorria, tutto giorno così? Ma come non ci si dice? Svegliati, quando muori ti riposi a me, quando muori. M'hanno ammazzare. Perché io sta fatica di morire, manco la posso fare, a me mi si dia. Anzi, a proposito di funerali, fatemi una cortesia, intanto siete tutti invitati, quando muoio venite tutti, a un certo punto quando è finita la cerimonia, voi altri pigliate la ghirlanda che c'è là sopra, la prendete e la tirate indietro tipo bouquet di matrimonio, quando la sposa... Vedremo come piglia la ghirlanda, qua piglia vuol dire che è il prossimo. Ma quanto mi si dia. Sinnio, ora mi faccio 10 minuti, con permesso. Sì, partiamo. Malta. Pozzallo, ma che Pozzallo? Sei antica, ormai si fa Catania, Malta con la nave diretta, Tony, questa diretta, su la nave la potremmo fare a Natano. Ah? No, dice che se parte la nave ci dobbiamo andare nuotando. Ma che cos'è sto passione? Chi non controlla che viaggia? Dove stanno andando? Scusa. A Malta. A Malta? A Malta, zio. Ma che cosa c'è a Malta? C'è il casino. Ah, il casino? Non lo conosco, mai stato. Però ci voglio ritornare.